Il governo che è scritto nella Costituzione che doveva difendere i risparmi dei cittadini purtroppo è rimasto latitante, perché sappiamo che ci sono aspetti mafiosi in giro di sostegno attraverso i vari poteri. L'intervento a gamba tesa e senza mezze misure del parroco veneziano dopo la notizia dell'incompetenza territoriale della Procura di Roma in merito al crack Veneto Banca. Guardi, siamo in ritardo di 3 anni. A 3 anni dalle perquisizioni che videro l'avvio dell'inchiesta romana su Veneto Banca, ora con lo spostamento del processo a Treviso si ripartirà praticamente da zero, con il rischio prescrizione in agguato. Non credo debbano accettare la prescrizione, perché è talmente grave questo fatto che credo dovranno spostare finché si riesce a capire quali sono stati i responsabili e che devono pagare. La Banca d'Italia e la Consob dovevano difendere i risparmiatori. È gravissimo nessuno abbia vigilato anche su di loro, conclude il parroco, inneggiando alla prosecuzione della lotta. Per me lo Stato dovrebbe cercare i responsabili e con delle scelte politiche risanare i debiti di questa povera gente e ridare i soldi indietro.